Da ieri sono stato appunto acclamato sindaco e ho mandato subito una lettera in cui Venezia ritira la disponibilità ad altri migranti. In questo momento non siamo in grado di accettarlo, il voto popolare è chiarissimo su questo e l'ho ribadito adesso a voce. Un messaggio chiaro e ultimativo dal neosindaco Luigi Brugnaro al prefetto Domenico Cuttaia: il comune di Venezia non accoglierà più un solo profugo. Ho ricordato che i funzionari dello Stato, tutti, giurano sulla bandiera italiana e sul popolo italiano. Non giurano sul sindaco, sul Presidente del Consiglio, eccetera. E noi dobbiamo difendere le nostre case, la nostra terra, il nostro popolo, la nostra patria. Quella dell'immigrazione, sostiene il sindaco, è una questione semplicemente numerica. Stanno partendo migranti da tutta, io immagino, tutta l'Africa. Vorrei ricordare a tutti, so che sembra una provocazione, ma è un continente intero. Non siamo in grado di assumere in Italia un continente intero. Faccio appello al buon senso di tutti. L'unica soluzione continua è quella di un blocco navale per impedire le partenze. Chi se la sente può fare il militare, difendere le nostre frontiere, chi non se la sente dia le dimissioni. Il popolo italiano sta dicendo, io sono stato eletto ieri, ti sta dicendo che non ce la facciamo più. Metto a disposizione Palazzo Ducale, annuncia inoltre Brugnaro, come sede diplomatica per un incontro tra chi a livello nazionale e internazionale si deve occupare della questione. Qui ne va della sicurezza, della vita e anche della salute dei cittadini. Sono disposto a mobilitare le persone anche in questo, ho già detto, non è finita con la mia elezione. A Venezia partirà un grande progetto di diritto e di equità. Noi dobbiamo difendere il nostro popolo in primis. Renzi e Alfano devono capirlo, conclude il sindaco. Il secondo mi ha sostenuto alle elezioni, ma il mio patto non è con lui, è con i cittadini. Rischia il governo di trovare una manifestazione a Venezia gigantesca, perché se le cose vanno avanti così o dovessero tradire questo che sto dicendo, noi mobiliteremo il popolo. E stavolta sarà il popolo italiano, su cui tanti militari hanno giurato. E questa roba qua è una cosa seria.